Buonasera, qui in cabina di regia con Udino Baggio per Roblox. Dopo la sosta del 1° novembre torna il campionato di C1 in Regione Veneto con la giornata numero 7 dalla Bel Botea Arena di Tombolo. L'Infinity Godego, squadra di casa, ospita il Vigo Real. Meneghello, il braccio alto a chiamare lo schema, il Messia si avvicina, ma invece il tocco a liberare il destro di Marchese che si stampa sulla traversa. Bongu la mette giù, si avvicina a Mazzucato. Va fuori invece da Dainese che si coordina. Il riflesso di Prosdoci. Lecchieri, serie di finte, doppio passo. L'esterno la lascia il compagno numero 2 Dainese. Bongu dentro di prima. Massarotto e poi ancora Bongu. Massarotto in protezione di palla, si inserisce verso il centro dell'area, il numero 10 Azabi. Massarotto la serve proprio al compagno che poi va dentro, dove non ci arriva il numero 12 Azzalin. Arriva invece Mohamed Kuch che la butta dentro. È 1-0 Infinity Godego alla Bel Botea. E io vi ricordo ancora una volta, mentre Azabi cerca di salvare questa palla sulla linea di fondo, che sono disponibili le mix card di Roblox, tracking ball sul giocatore, replay, slow motion e tanto altro ancora. Trovate tutto nel link in descrizione. Riparte intanto la squadra ospite con l'inserimento di Meneghello che però chiama al taglio al compagno. Servito il numero 9 che va alla conclusione. Il Messia dalla parte opposta c'è Bongu, serve invece il numero 22 Tommaso Meneghello e il Messia un rimpallo favorisce la conclusione di Meneghello. Terzo legno di questo primo tempo sfortunato. Meneghello, Tommaso, lo attende Flamingo Giata, il taglio di Bongu a creare lo spazio necessario per il numero 22 che poi va da Secchieri dal limite dell'area, di collo esterno la mette fuori. Giata a puntare l'altro numero 11 avversario Bongu, Giata se ne va verso il centro, ne salta un altro, Giata benissimo in tuffa. Sebar larga per Kuch, il contromovimento di Giata a crearsi lo spazio necessario, grande palla di Kuch sfruttata alla perfezione da Flamingo Giata che sigla il 2-0 sotto le gambe di Giovanni Azzalin e gol numero 8 in stagione per Flamingo Giata. Dainese, Bongu, anche il Messia invece va per il pivot che serve Dainese a cercare il palo lontano, ci mette Dainese e il Messia ancora dal numero 2 a chiudere il triangolo. C'è la mano però di Kuch in scivolata e quindi calcio di rigore. Meneghello contro Prosdocimi, parte il numero 8 con il destro, il gol del capitano vale il 2-1, torna in partita il Vigo Real. Aveva intuito Prosdocimi ma Zabi d'esterno che palla per Kuch e poi va di prima da Massarotto. Che azione spettacolare, si chiude alla perfezione con questo colpo di tacco del numero 27 Gianmarco Massarotto che fa 3 gol in campionato e fa anche 3-1. Meneghello, Sebar da terra, ancora Meneghello prolunga Kuch a tentare il contropiede e il Messia. La trattenuta di Meneghello gli costa il secondo cartellino giallo e quindi viene espulso il numero 22 Tommaso Meneghello, giocherà con l'uomo in meno. Prostocimi con la lettura. Kuch a spazio, l'Infinity Godego, c'è Sebar, servito invece Giata che di fronte al portiere apre troppo il sinistro. Sebar, a destra c'è anche Kuch, Azabi una finta libera per Giata dentro che becca proprio Kuch. La mette giù Dainese, fuori libero anche il numero 11 Bongu, servito invece Marchese. Il controllo al limite dell'area, si gira da finalizzatore vero di chi sente la porta. Rientra in partita il Vigo Real. Terra un uomo dell'Infinity Godego, continua con l'azione, secondo il direttore di gara non c'è fallo. Bongu serve Dainese, la vuole Vincenti, Dainese la conclusione, altro legno del Kuch, sale in pressione su di lui Meneghello, Azabi dentro la Giata, dimensione di Bongu che favorisce il destro di Meneghello, parata, altro legno. Giata e gli mani dentro, anche Kuch, Azabi fuori, servito il numero 7, ruleta e conclusione! Sotto le gambe di Azzalin, torna in vantaggio di 2 l'Infinity Godego, doppietta del numero 7. Marchese e Bongu, tornando intanto anche Mohamed Kuch, Bongu la serve ancora dal numero 9, Marchese col mancino che si stampa sulla traversa, il sesto legno di Azabi, lungo da Massarotto, posizione di palla, sovrapposizione Kuch, servito invece ancora Azabi, non sbaglia di fronte al portiere. E il gol del 5-2 dell'Infinity Godego porta la firma del numero 10, Ayub Azabi. La traccia laterale per Meneghello, dentro dal Messia, il velo che favorisce Marchese che ha spazio! Una finta di Marchese, si crea lo spazio e poi chiude sul primo palo, il gol che vale il 5-3. Marchese e il Messia dall'altra parte, Mazzucato servito, c'è anche Dainese in mezzo al rombo rossonero, va al numero 5 Mazzucato. Mette giù Dainese, ma ormai è finita, termina qui, suona la sirena. Torna a vincere la squadra di Paolo Marotta dopo 2 sconfitte consecutive, lo fa in casa alla Bel Botea Arena contro il Vigo Real. 5-3 il risultato finale.